tanti modi per scoprire la nostra Sardegna. I musei, tutte le comunità conservano un museo, ma Oristano ne conserva uno speciale, uno che arriva direttamente da una raccolta privata di un appassionato di storia, un appassionato di archeologia, che nel mistero della sua casa regala poi alla città di Oristano un tesoro, l'Antiquarium Arborense. Fu così che gli proposi di visitare la mia collezione di pezzi archeologici, la più grande raccolta privata della Sardegna. Avvocato Pischedda, la fama della vostra splendida collezione si è sparsa ben oltre l'isola di Sardegna. Ed ecco perché io sono qui da voi oggi. Signor professore, voi ora vedrete solo oggetti autentici che rivelano la storia delle civiltà che si sono succedute in Sardegna, in questo lembo dell'isola che volge a occidente. Niente di simile ai famosi idoli sardo-fenici che costituivano il più bello ornamento del Museo di Cagliari, fino a quando 10 anni or sono il nuovo direttore, il professor Ettore Pais, li cacciò dagli scaffali dove li aveva radunati il primo direttore, Gaetano Cara, che era solito vendere al British Museum e al Louvre antichità preziosissime ed acquistare antichità falsificate, come per l'appunto i famosi idoli. Quivi ho esposto migliaia di punte di freccia e di zagaglia, lame, raschiatoi, bulini in ossidiana, il vetro vulcanico del nostro monte Arci ed ancora le splendide accettine di pietra verde e la prima ceramica della Sardegna, talvolta decorata. Vedete, gli dissi, questi oggetti risalgono alla preistoria, al Neolitico per la precisione, e provengono dai villaggi che stavano intorno agli stagni che ad Oristano hanno dato il nome. Non mi è di scara questa eco che la mia collezione provoca nei cultori di antichità d'Italia ed Europa. Adempio ai voti che fece il venerato canonico Spano, padre della sarda archeologia, nel 1876. Proseguite, caro giovine, nella vostra bella passione per le sarde antichità, al fine di dotare l'Inclita Oristano, patria di Eleonora e di tanti eroi, di una raccolta archeologica che narri le storie dei nostri padri. Un antiquarium, al fine. Allora ragazzi, dove siamo? Chi mi risponde? Dove siamo? Siamo al Museo Archeologico. In tutto il giro che noi andremo a fare, che è lunghissimo, perché andremo su 2 piani, vedremo una storia lunga almeno 7000 anni a partire da oggi. Quindi fate il conto quante cose andremo a vedere dentro le vetrine. Fate tutte opere dell'uomo, di quest'uomo antico che abitava nel nostro territorio e dopo tanti e tanti anni delle persone che hanno studiato, che si chiamano archeologi, dico che hanno studiato, non è che gli archeologi vanno lì con la paletta, vero? Fanno dei buchi e trovano così le cose a caso. Hanno studiato e hanno trovato questi materiali e per spiegarli vengono inseriti all'interno delle vetrine. Questa che noi vediamo al piano inferiore è la prima vetrina. Stiamo parlando del V millennio avanti Cristo. È una data veramente talmente lontana che viene quasi difficile poterla immaginare. È un tempo che scorre in questa collezione, in fondo. Sì. La storia di questo territorio che utilizza, come si è già detto, parzialmente i materiali delle collezioni archeologiche qui inserite mediante donazioni
o acquisti del comune di Oristano, e soprattutto materiali pertinenti al patrimonio indisponibile dello Stato, dalla più remota preistoria alla età nuragica, con un focus verso i bronzetti nuragici. La collezione Pischedda aveva dei magnifici bronzetti trafugati in un furto avvenuto 50 anni fa, tra l'8 e il 9 settembre del 66. E poi materiali sempre della prima età del ferro, brocche ascoidi di vario tipo, fiasche del Pellegrino, delle pintaderas, ancora un modello di nuraghe dalla Sinis di Cabras e un bacile legato alla capanna delle riunioni. E finalmente il mondo della sardità in età romana, come queste rozze stele funerarie di Bidda Maiore Sanvero, o ancora il richiamo alle civitates barbarie, le comunità non urbanizzate della Sardegna centrale, la dedica che loro posero a Tiberio in acque ipsitane nell'attuale Fordongianus. Queste civitates barbarie sono le eredi più dirette del mondo dei sardi, e così pure i primi fenici di Tarros, dove sono presenti sia sardi, lì c'è un frammento di barchetta nuragica con 2 buoi aggiogati, e ancora abbiamo materiali fenici in argento, in bronzo, in ceramica, in ferro. Sono tutti ambienti d'ambito, cioè reperti d'ambito funerario. Sì. Abbiamo qui una bellissima immagine di un documento. Disegni di Giacinto Satta, Antichità fenicia in Sardegna, Tarros, una pagina dell'illustrazione italiana del 1884, con una veduta ancora romantica di Tarros, con la colle della Torre di San Giovanni, con un pozzo, con erba che nasce in mezzo alla vena d'acqua e un cane che fiuta il Mare Nostro. Sì. E poi le terrecotte figurate, insieme ai bucheri etruschi, insieme alle ceramiche etrusco-corinzie, quelle laconiche e otoca, con materiali fenici, con un amuleto a forma di gatto, con un'iscrizione geroglifica che dichiara che è datore di vita. E poi ancora Neapolis con i materiali etruschi, le anfore etrusche, il buchero etrusco, la ceramica più antica, ingubbiata in rosso, fenicia, e poi le anfore più recenti. E il Toffet di Tarros, con le stele, con le urne dalla fine del VII al II secolo avanti Cristo. È proprio un museo di tutto l'ambito oristanese, di tutto il Golfo, sì, di tutto il territorio, di questo certo, Golfo emporico. Da Neapolis a Nuraginiedo, a Tarros, che fa la parte del leone, alle oreficerie di Tarros, agli scarabei di Tarros, ma l'ultimo è lo scarabeo di Neapolis, la ceramica greca, attica, figure rosse, figure nere, più antica, vernice nera, e poi l'economia monetale introdotta dai cartaginesi, una stele col segno di Tanit che proviene da Monteprama a complicare i problemi interpretativi di quel luogo, o il leone del Tempio monumentale di Tarros, opera rilevante della seconda metà del IV secolo avanti Cristo, o l'epica battaglia di Cornus con l'elmo di tipo Montefurtino individuato tra le sabbie di Zariscas nel Sinis di Riola,
i proiettili di terracotta provenienti da Tarros e ancora da Tarros i proiettili di catapulta, oppure da Terralba il vomere di ferro. Si combatteva molto, professore, in queste... In età repubblicana si è combattuto molto, anche se ci manca un'archeologia delle battaglie. Questa dovrebbe costruirsi, altrimenti non capiremo la presenza dell'elmo montefortino, che è evidente, viene da terra, è possibile che sia stato strappato a un legionario, e lì vediamo anche una Glansplumbea, una di quelle ghiande, quei proiettili che venivano lanciati con le fionde dei frombolieri, e il piombo della Sardegna di Flumini Maggiore, ridotto a lingotti, marcati Imperatoris Cesaris Adriani Augusti. Abbiamo detto poi, abbiamo parlato dei Fenici, abbiamo parlato dei Cartaginesi e quindi ecco che arriviamo nel periodo romano. Domanda? E non sono ancora arrivato qua, dimmi però. Qui che ho preso lo spunto dell'elmo della battaglia di Cornus tra i Romani e i Cartaginesi. Eccola qui. Ecco qui, queste possono parlare della battaglia di Cornus del 215 a.C. con questa storia di questo re, di questo Amsicora, davvero, col figlio che si chiamava Iosto, che combattono questa battaglia. E questo è un elmo che probabilmente, noi diciamo sempre probabilmente, perché era un elmo romano, quindi usato da uno dei guerrieri che può aver fatto la battaglia di Cornus, ok? E queste qui sono tutte le armi. Noi adesso conosciamo le armi moderne, purtroppo, ma le armi antiche erano fatte soprattutto in pietra, perché mica avevano cannoni, avevano delle altre armi, come le fionde oppure come le catapulte, che lanciavano queste pietre pesantissime, ok? Pesata la loro testa che mettevano gli elmi di pietra. Ma gli elmi di pietra, i romani avevano l'elmo di bronzo come questo qui, invece gli altri avevano degli elmi magari fatti col cuoio, con la pelle, ancora delle anfore. Guardate tutte le conchiglie che c'ha quest'anfora, perché proprio è stata trovata sott'acqua dagli archeologi subacquei. Dove è stato ritrovato? Sempre è stato ritrovato in una campagna proprio vicino a dove si è combattuta la battaglia. Bambini, questo è il plastico ricostruttivo di Tarros in età romana. Siamo nel IV secolo d.C. ed è stato scelto questo momento perché la città, urbanisticamente parlando, ha raggiunto il massimo splendore. Allora, si tratta di una penisola. Siete mai stati a Tarros? Sì. Sapete cos'è una penisola? Sì. Allora, lì c'è Capo San Marco che chiude a nord il golfo di Oristano e qui siamo all'interno del golfo, in quello che noi chiamiamo Mare Morto, giusto? Quello è il Mar di Sardegna e per orientarci vi dico che quella è la collina nella quale si trova la torre. Quella torre non è stata rappresentata nel plastico perché è spagnola e successiva, è una torre del 1500, una delle tante di avvistamento costiero che si trovavano nell'isola, perché Tarros chiaramente ha attraversato diverse fasi. Era abitata frequentata sin da epoca prenuragica, qui in epoca nuragica si trovava il villaggio, poi c'è stato sempre nel Colle di Murumano il Tofet fenicio, però non potevamo rappresentare tutte quante le fasi storiche di Tarros e quindi è stato scelto un determinato periodo. Partiamo da lì. Allora, quella costruzione che vedete lì è l'acquedotto, le cui acque, sfruttando un sistema di tubature sotterranee, la pendenza anche del terreno, confluivano in un grande edificio chiamato Castellum Acque, che era una cisterna cittadina per la raccolta delle acque. Poi, sapete dirmi cos'è questa? L'arena. Esatto, anche Tarros aveva la propria arena, da cui partiva il Cardo Massimo, che era la lunga strada in lastricato di basalto che si può tuttora percorrere, che andava da nord a sud. Poi a Tarros, allora questa era la via principale, la via diciamo del commercio, delle botteghe, delle osterie. Le case erano fatte così come le vedete, erano intonacate, con il tetto in tegole, qualcuna aveva una corte interna. Poi abbiamo 3 edifici termali. E poi che cosa poteva non mancare in epoca romana? Sicuramente gli edifici templari, giusto?
E noi conosciamo tutti un'immagine di Tarros che di solito si trova sui libri, sulle cartoline, e si tratta di 2 colonne bianche, candide, che danno sul mare. Si vedono da Mare Morto. Secondo voi a che edificio appartenevano? Era un tempio dedicato alla Triade Capitolina. E qual era questo tempio? Vediamo un po' se non lo sapete dire. Esatto, era questo. Il tempio tetrastilo delle 4 colonne. Poi quelle colonne in realtà sono l'unica cosa che non è originale che si trova a Tarros, però sono diventate un po' il simbolo di questa città. Oristano, città di Eleonora, ci accoglie professor Zucca dell'Università di Sassari, anche curatore dell'Antiquarium Arborense. Siamo in pieno periodo giudicale, siamo ai piedi di San Martino, quella chiesetta che in realtà forse chiude una grande pagina di storia della Sardegna. Nel 1410 gli oristanesi, felloni, ma in grande numero, firmano l'atto di pace con i catalano-aragonesi e così si chiude di fatto la storia del giudicato d'Arborea, iniziata forse intorno ai primi decenni del secolo XI. Storia lunga che è qui illustrata con il plastico della capitale giudicale oristano al tempo di Eleonora d'Arborea. Una città cinta di mura turrite, con la porta Manna, quella di San Cristoforo. Quella che ancora oggi che vediamo, giusto professore? Verso Sarruga Pontigeddu, la strada che conduce al piccolo ponte e poi al Ponte Grande, e poi l'altra uscita, la Porta Mari, presso l'attuale Piazza Manno, e 2 uscite minori, l'uscita di Portigedda, ancora oggi visibile, e l'uscita della quarta porta, quella di Sant'Antonio. È una città piccina, cinta dalle mura, mentre sin dal tardo Medioevo si estendevano intorno alla cortina muraria in direzione nord-sud e in parte est i Brugusu, i 4 borghi della città che ha avuto vicende importanti nel Medioevo giudicale e che poi è caduta nel sonno delle età successive, l'età marchionale del Marchesato di Oristano, l'età spagnola, l'età sabauda col Regno d'Italia del 1861, con la Repubblica del 1946. Il problema è vedere se Oristano si sveglierà mai, la bella addormentata. La bella addormentata. Chi abitava ad Oristano? A Oristano abitava il giudice d'Arborea, la sua corte giudicale, nel palazzo giudicale presso l'attuale carcere, da poco trasferito a Massama, non lungi da un castello dominato dalla torre di San Filippo. Nell'arcivescovado, presso la cattedrale, vi era l'arcivescovo di Oristano, vi era il mondo dei canonici, degli altri religiosi, vi erano i religiosi regolari, i francescani, hanno nella un ruolo bella chiesa importante gotica. Per la città di Oristano, i francescani, per la famiglia regale.
Non c'è dubbio, anche perché il loro refettorio, ad esempio, servì nel 1388 alla firma del trattato tra Giovanni I d'Aragona e Leonora d'Arborea, per porre ancora una volta la parola pace alle lunghe guerre che travagliarono aragonesi e arborensi. Che si lottava. Domanda difficoltosa. I catalano-aragonesi avevano ottenuto l'investitura da Bonifacio VIII nel 1297 del regno di Sardegna e Corsica, ma era necessario conquistarselo. Nel 1323 Giacomo II d'Aragona ebbe proprio il giudice d'Arborea Ugone II come principale alleato. E poi la situazione si deteriorò gravemente. Con Pietro I non ci furono problemi, con Mariano IV in un primo tempo no, poi esplose il conflitto. Invece per quanto riguarda le chiese, vediamo un po' se sapete riconoscere la cattedrale. Qual è? Quella, la più alta. Allora, e invece la chiesa di San Francesco? La chiesa di San Francesco è questa qua. No? Allora, perché non riuscite a riconoscerla? Bravissimi! Però giustamente non riuscite a riconoscerla perché queste sono chiese gotiche del 1300, fatte in un altro stile architettonico, poi chiaramente le chiese hanno subito delle modifiche. Quindi l'antica chiesa, la cattedrale gotica, della cattedrale gotica è rimasto solo il campanile ottagonale, giusto? Sì. Mentre la parte superiore con il tetto, i maioli capolicroma, va bene, quello è stato aggiunto in epoca barocca. E idem la chiesa di San Francesco. In origine era un'antica chiesa gotica di cui rimane l'antico prospetto. Nella strada che porta verso la biblioteca di Oristano si può ancora scorgere, però questa chiesa nel 1800 venne buttata giù ed edificata poi con un altro stile neoclassico. Quante volte venne buttata giù più o meno? No, diciamo che la chiesa avvertiva in rovina, qualcuno parlava di questo fantomatico tesoro e quindi venne riaffidata inizialmente la ricostruzione della chiesa ad un frate, Fra Antonio Cano, che diciamo che non operò con la necessaria scienza e quindi vide crollare il tetto della chiesa prima che questa venisse inaugurata. Allora era stata riaffidata la costruzione di una chiesa ex novo a Gaetano Cima, che era l'architetto più importante della Sardegna nell'Ottocento. Tra l'altro da questa chiesa, dalla chiesa di San Francesco, provengono anche i retabli che vediamo qua. Sapete cosa sono i retabli? Che particolarità hanno? Che particolarità hanno secondo voi? Qual è il supporto con cui sono dipinti? Di solito voi dove dipingete? Sulla tela, invece questi? No? Sul legno, sono dei dipinti realizzati sul legno e sia questo grande retabolo complesso che quello che vediamo lì provengono dalla chiesa di San Francesco. Dunque, questo è il Cristo di Nicodemo, dai l'altra mano anche, così lo tocchi tutto assieme, sentirai che qui ci sono le ginocchia, vero? Sì. Sono coperte da una sorta di perizoma e quindi saliamo su e troviamo il petto di Gesù, vero? Questo è il petto che è allargato perché è morto e quindi è sceso giù dalla croce. Infatti se tu noti dietro la croce, qui c'è la croce, vedi? C'è il bacino spostato all'infuori perché è morto, quindi rimane appeso alle braccia. Sali su, ci arrivi a toccare il braccio? Sì. Ecco. Poi qui abbiamo la testa, il viso, forse non ci arrivi però. Ah no, ecco, ci arrivi, sì qua. Togliamo la corona perché altrimenti ti pungi. Ecco, vedi qui ci sono i capelli, la testa, sì. Il viso, c'è la bocca aperta. Vabbè, la testa forse è meglio guardarla, diciamo, ce n'è una grande, è meglio guardare quella. Poi abbiamo i capelli intrisi di sangue, rimettiamo la corona, ecco qui. Poi abbiamo il petto espanso perché è morto
E abbiamo qui la ferita della freccia, la senti? Sì. Ecco, il sangue che scende, vedi? Questo è il sangue che scende e arriva fino al perizoma. Poi qui abbiamo, vedi, al centro, che cosa c'è al centro? Senti Una questo. riga. No, cos'è? L'ombelico. Ah. Perché l'hanno fatto? In pratica lo scultore l'ha fatto in questo modo, in modo che l'ombelico arrivasse proprio al centro del corpo, perché essendo al centro del corpo c'è una simbologia che viene chiamata umbilicus mundi in latino, che vuol dire il centro del mondo. Capito? Va bene, penso che non ci sia, cioè, c'è solo da dire, vedi, i piedi hanno il chiodo, vedi il chiodo, che prende tutti e due i piedi e c'ha le dita rattrapite perché è in rigor mortis, vedi, c'ha l'alluce piegato all'indentro e le altre dita sono rigide, le senti? Sì. Ecco, poi senti qua, guarda, qui c'è il chiodo, vero? Sì. Qui c'è la pelle che copre il chiodo, vedi? In pratica qui sotto si sentono i tendini, senti i tendini? Toccali bene, infila il dito. Senti? Sì. Ecco. Quindi in pratica questo è per capire appunto che il peso è tutto proprio in questi chiodi che mi hanno messo. È un museo per tutti, dovrebbero essere tutti i musei in realtà, per tutte le abilità sensoriali e non. E allora, al rivederci alla prossima puntata.